Gli uomini della protezione civile sono arrivati anche in Restera per monitorare la situazione, far rispettare le distanze e sconsigliare passeggiate, un modo per sostenere le forze dell'ordine in queste ore chiamate a monitorare l'attuazione del nuovo decreto governativo e punire comportamenti scorretti. L'avviso del comune è stato affidato anche a diversi cartelli "State a casa", il refrain. In ronda per tutta la giornata con vigili urbani e volontari anche il sindaco Mario Conte, che da domenica sta invitando tutti i trevigiani a usare il buon senso. C'è ancora qualche furbetto che più che furbetto è un irresponsabile, un incosciente. Non si rende conto del danno che può provocare nel continuare a mantenere aperta la propria attività, seppur il Ministero prevede la chiusura, oppure nel continuare ad aggregarsi in gruppo con altre persone. Oggi siamo chiamati tutti a un grande gesto di responsabilità. Resta una città che sta trattenendo il respiro in attesa di capire se i sacrifici serviranno. Strade e piazze si sono gradualmente svuotate. Mi viene da piangere veramente nel vedere la città deserta, una città fantasma, però vedo anche una città responsabile, la città consapevole che c'è un problema, una città consapevole che la stiamo gestendo nel migliore dei modi e che la situazione è abbastanza sotto controllo, ma che non va sottovalutata. Oggi dobbiamo ognuno di noi fare la nostra parte, dobbiamo ragionare da comunità e non da singoli, dobbiamo mettere da parte gli interessi personali e dobbiamo mettere al centro gli interessi dell'intera comunità.